Nessuna tavola apparecchiata, le sedie che sono capovolte proprio sopra questi tavoli. Devo dire che c'è una grande tristezza all'interno di questo locale, un locale storico della zona dei Colli. Siamo da Taparo a Torreglia, ma nonostante tutto oggi la decisione è stata restiamo chiusi. Chiusa l'antica trattoria Taparo, un secolo di vita, chiusi tutti i 12 ristoranti di Torreglia associati nelle tavole tauriliane. Il perché lo spiega il presidente Nicola Lionello. Volevamo esprimere solidarietà a questi colleghi che loro oggi hanno preso questa decisione. Noi, come associazione di tavole italiane, che è un'associazione di 12 ristoranti di qua a Torreglia, anche assieme alla nostra associazione di categoria, per cui l'APE, abbiamo deciso di non prendere parte a questa manifestazione, ma siamo solidali con loro, però purtroppo abbiamo paura di entrare nella parte del torto, diciamo. C'è rispetto per la sofferenza, per il dolore di chi è malato, per chi piange una vittima del Covid, nelle parole di Nicola Lionello, che su alcuni punti recrimina. C'è stato un accanimento contro la nostra categoria che è un po' inspiegabile, visto che ormai è più di un mese che noi siamo di fatto chiusi e non si trova, diciamo, sembriamo solo noi il capo espiatorio per questi contagi che continuano a aumentare. Silenzio e tristezza tra i tavoli, cucine e bar chiusi. Difficile organizzare una rete di consegne a domicilio o a sport per locali come quelli dei Colli Euganei. Una prospettiva di certezza è la richiesta che arriva da questa desolazione, da parte di chi non teme la fatica e ha solo voglia di ripartire. Chiediamo di poter lavorare, noi più che i sussidi chiediamo di poter lavorare. Sicuramente i sussidi è l'alternativa alla chiusura, insomma, ecco, se noi chiudiamo in qualche maniera dobbiamo insomma stare in piedi.